Palladio comincia a lavorare a 13 anni in una bottega di lapicidi e questa sua esperienza lo segnerà per tutta la vita. Da uomo eminentemente pratico, Palladio riesce a liberarsi dai possibili impedimenti della tecnica o dei laccioli che la tecnica può produrre, non trascurandola, non delegandola ai materiali esecutori del cantiere, ma dominandola perfettamente. E questa sua capacità pratica gli consentirà anche di affrontare e rispondere alle aspettative e alle esigenze di una committenza dalle grandi ambizioni ma poco disposta ad allargare i cordoni della borsa. Un architetto quindi capace di risolvere molti problemi costruttivi ricorrendo a materiali ordinari, se non poveri, realizzando quindi grandi fabbriche dall'aspetto monumentale, ma con spese relativamente contenute. Andrea Palladio, più che un inventore di nuove tecniche costruttive, è stato particolarmente abile nell'attingere tra il patrimonio di tecniche edificatorie presenti e già messe a punto nel cantiere medievale veneto, sapendole piegare, semmai, ai propri intenti espressivi. Le sue sono architetture eminentemente laterizie, ricoperte però quasi tutte da un intonaco nato qualche decennio prima, lo stucco il terrazzetto, come si chiamava allora e che noi conosciamo come marmorino, che aveva la capacità di evocare e talvolta imitare pedissequamente l'aspetto e la consistenza del materiale lapideo. Andrea Palladio propone per la prima volta nell'architettura del classicismo veneto, a metà Cinquecento, l'uso di grandi monoliti, al posto di grandi monoliti delle colonne, l'uso di fusti laterizi intonacati sempre in marmorino, riducendo sensibilmente i problemi tecnici del trasporto, della cavatura naturalmente ancora prima, del trasporto e dell'elevatissimo costo della produzione di questi grandi monoliti da utilizzare poi nei portici, nelle barchesse, nelle grandi sale. Andrea Palladio utilizza architravi lignee di consistenza lignea, non solo in qualche villa di qualche signorotto di campagna, ma anche in palazzi cittadini importanti, rivestendole talvolta con tavolette di legno per ricavare le fasce, le tegne, le gutte, gli elementi che articolano l'architrave stesso, dipingendole poi di bianco in modo da imitare sempre un materiale lapideo marmoreo. Andrea Palladio resuscita quasi una tecnica diffusissima in tutto l'ambiente veneto, ma anche italiano e in gran parte delle altre aree europee, cioè quella del laterizio levigato, che era oramai scomparsa a partire dalla fine del 400 nelle grandi fabbriche e nel primo e secondo decennio nell'edilizia minore, riproponendola e impiegandola in alcune fabbriche di importanza fondamentale, impiegando questa tecnica del laterizio levigato che veniva preventivamente rettificato prima della messa in opera in maniera tale da ridurre al massimo e far quasi scomparire i giunti di malta tra un laterizio e l'altro, e con una rettifica anche una levigatura una volta murata in maniera tale da eliminare ogni piccola imperfezione e ottenere la massima complanarità e perfezione nello sviluppo delle cortine murarie, impiegando questa tecnica in alcune fabbriche importanti, a partire forse, il primo caso è Villa Foscari alla Malcontenta e poi nel Convento della Carità a Venezia, nelle finestre interne di San Giorgio Maggiore, nella chiesa di San Giorgio stesso, di San Giorgio Maggiore e infine nella loggia del Capitaniato a Vicenza. Si tratta di una tecnica molto raffinata e qua si percepisce quasi la preparazione che Andrea Palladio ha avuto nella sua giovinezza di lapicida, dato che i laterizi vengono lavorati con la stessa perfezione del materiale lapideo. Lavorati con la stessa perfezione e rifiniti anche in questo caso con una pellicola rossa, con uno straterello rosso che li omogenizzava e dava una colorazione molto rossa intensa e che derivava anch'esso da una tecnica scomparsa oramai, presente nel Veneto, un po' in tutta Italia e anche nel resto d'Europa, ma oramai scomparsa da decenni, che invece Andrea Palladio recupera quasi archeologicamente e che viene applicata per rifinire
le superfici di queste fabbriche dalla consistenza laterizia, ma lavorate con un'attenzione pari a quella del materiale lapideo.